Buonasera, cari telespettatori del nostro canale di notizie di Napoli. Iniziamo con una rivelazione intrigante che coinvolge uno dei giocatori chiave del Napoli, Politano, e la sua prospettiva di futuro nel club. Politano, l'agente, arrivata offerta dall'Arabia, ora deciderà ADL sul rinnovo. Le parole di Mario Giuffredi, procuratore dell'esterno del Napoli. A Radio CRC nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano, Mario Rui, Di Lorenzo e Gaetano, che ha parlato del futuro dei suoi assistiti. In particolare, si è soffermato sull'offerta ricevuta dal Napoli per l'esterno. Giuffredi sul futuro di Politano. La situazione riguardante Politano? Premessa. Indipendentemente che sia il migliore giocatore dal punto di vista delle prestazioni al Napoli, quando è arrivato ha fatto 10 gol, l'anno scorso ha vinto uno scudetto, quest'anno ha fatto 6 gol e 5 assist. In questo momento è quello che ha espresso il miglior calcio nel Napoli. Con De Laurentiis abbiamo parlato del rinnovo già in estate e non c'erano le condizioni, quindi abbiamo lasciato decadere la cosa. Nei mesi successivi abbiamo continuato a parlarne e il presidente si è impegnato con me dicendo che avrebbe rinnovato il contratto, ma le cose sono state rimandate per un motivo o per un altro. Oggi è arrivata questa offerta dall'Arabia. Abbiamo lasciato la scelta alla società. Ma De Laurentiis sa bene qual è la volontà di Politano. Il presidente si è reso disponibile a rivedere la posizione contrattuale di Politano, ma le cose vanno fatte nel tempo possibile più breve perché il tempo passa e le cose vanno viste quanto prima per rispetto del ragazzo. Samardzic Napoli, accordo vicinissimo, c'è intesa anche sui diritti d'immagine. Lazar Samardzic corre veloce verso la maglia azzurra dopo aver sfiorato in estate quella dell'Inter. Mancano solo gli ultimi dettagli. Dopo aver piazzato il colpo Mazzocchi, acquistato dalla Salernitana del presidente Danilo Iervolino. Il Napoli è ormai ad un passo dal prossimo acquisto, ovvero il centrocampista Lazar Samardzic, calciatore tedesco naturalizzato serbo. Dopo averci lavorato all'affare senza sosta negli ultimi giorni, la trattativa sembra vicinissima alla svolta. Risolto anche il nodo relativo ai diritti d'immagine. E il quanto sostiene Matteo Moretto, esperto di mercato del giornale Relevo. Ecco quanto si legge in proposito. Accordo molto vicino tra il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis e l'Udinese della famiglia Pozzo per il calciatore Lazar Samardzic. Gli ultimi colloqui intercorsi tra le parti sono stati molto positivi e l'affare può sbloccarsi definitivamente nei prossimi giorni, ovvero nel fine settimana. C'è un'intesa totale sui diritti di immagine. La notizia, inoltre, è stata confermata anche dall'altro esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Restate sintonizzati con noi per ulteriori dettagli su questo promettente sviluppo di mercato. Grazie per la vostra attenzione e continuate a seguirci per tutte le ultime notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.